Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo un giretto molto facile verso le sorgenti del Maè. Siamo a Pecol, siamo qui nel Bellunese, sempre in Veneto. Dal punto di partenza ci vorrà circa una mezz'oretta di cammino per arrivare in un luogo bellissimo dove ci sono un sacco di cascatelle, il torrente, appunto il Maè, e tante belle cosine da vedere. Venite con noi che vi facciamo vedere come arrivarci. Il nostro punto di partenza di oggi è qui a Pecol, qui dove ci sono il parcheggio degli impianti di risalita. Partiamo da qua e andiamo in questa direzione. Qui vediamo il cartello con le Paglianche, 25 minuti, area picnic, quindi andiamo in quella direzione. In alternativa vediamo qua che c'è subito un altro parcheggio dopo pochi metri, quindi ci sono varie possibilità di inizio percorso. Il sentiero, come vedete, è di una facilità estrema, si segue una comodissima strada bianca. Allora, qui troviamo il cartello che ci interessa a noi, vedete qua, sorgenti del Maè, quindi la direzione è corretta. Vai già! Allora, qua vediamo anche il cartello, gli dice Paglianche di qua, e siamo praticamente arrivati. Praticamente dopo 23 minuti 68 metri di dislivello siamo a 1469 e siamo praticamente arrivati all'area picnic. Una volta arrivati qui potete girare, guardare un po', mettere anche i piedi nel torrente. C'è anche un caminetto per fare il barbecue e vari tavolini con le panche. Quindi un'area attrezzata, tenuta molto bene. Potete fare qua un sacco di sentierini intorno al torrente Maè, che è proprio questo che dà il nome a tutta la zona. Andiamo qua più in alto, dovrebbe esserci una cascatella più grande. Boschetto, acqua e frescura. Siamo arrivati qui al Gavon Piccol, che è questa cascata, dovrebbe esserci anche il Gran, e poi adesso andiamo a vedere un po' più su, andiamo a vedere se lo troviamo, ed è veramente bellissimo. Ora, fino a pochi metri fa c'era veramente freddissimo, cioè caldo in acqua, invece qui vicino all'acqua, l'acqua è a meno 10, è veramente stupenda. Scusate il rumore, ma dove ci sono cascatelle c'è sempre il rumore di acqua. Qui vediamo anche il cartello che è da dove siamo arrivati, siamo saliti da qua. Adesso qua troviamo un super sole e proviamo a tagliare per lì. Vai già, prova. Vediamo che c'è una specie di sentierino qui, ma mi sa che va a quella casetta lì. Poi vediamo se il sentiero è giusto oppure no, stiamo andando a caso, non è né segnato né niente, però è calpestato. È cagato anche. Cagato?
Ok, il sentiero non era giusto, abbiamo tagliato per dentro il bosco, siamo usciti qui dove abbiamo sentito il rumore di cascata e adesso scendiamo qui in maniera scoscesa. Mamma mia! C'è un'altra via là più facile. E perché hanno fatto quella via lì? Troppo sabbiata. Allora, qui intanto abbiamo il Pelmo che ci guarda dall'alto. E quindi prima tipo eravamo lì, abbiamo fatto insomma, una divagazione per boschi, ma niente di che. Adesso scendiamo qua a vedere l'altra cascata. Comunque siamo scesi alla fine, perché già mi ha detto scendi. Scesi come un gatto morto. Puoi sedere, adesso facciamo l'ultimo metro, andiamo da sotto la cascata. Siamo arrivati sul Sciascio. Nonostante la brutta forma di oggi, dai. Comunque Stanchi ma coraggiosi. stanchi ma coraggiosissimi. Tornare su è più facile tanto, vero? Arriva col canine questo. Che hai visto quelli e se sono arrivati quei due lì hanno detto sono riusciti quei due verniciattoli lì. può andare giù chiunque. Dopo aver visto tutte le cascatelle adesso cerchiamo un posto dove fare una merenda. Veneziana buona, venuta, vicino, vista la facile escursione per arrivare fino a qui abbiamo visto che da quella parte lì si può tornare indietro facendo una specie di anellino, la strada dovrebbe essere più o meno la stessa e magari siamo più in mezzo al bosco rispetto a qua che c'è forestale. Andiamo a vedere se è più bella. Allora, così a prima vista sembra sia più ombreggiato qua, vero? Guardate qua che carino, c'è un bel ponticello. Secondo me qua non c'è mai stata acqua come quest'anno. Mai stata acqua. Adesso qua stiamo attraversando il Rue dei Serai. Siamo già venuti a fare questo percorso nel 2017-2018. E non c'era niente di sta roba qua, infatti è stato tutto messo così dal 2020 e in più non c'era neanche acqua, era anni di siccità. Quest'anno l'acqua c'è E anche un po' di umidità, però abbastanza umido, sì. Abbiamo questo sentierino qua un po' ombreggiato. Qui tornando indietro abbiamo trovato, che avevamo già visto anche l'altra volta, tutto questo stabile che ci sembra una colonia scout che adesso sembra in stato di abbandono. Abbiamo visto anche che hanno provato a entrare, hanno rotto delle finestre e bellissima qua. Immagino ancora anche quando ero giovane, io che andavo a fare i campi scuola, zone così, un sogno. Senti, cincelle. Ciui. Dopo aver ispezionato il campo scout stiamo tornando verso l'auto, sempre qui per il sentiero dentro il bosco. È più o meno quasi una forestaia che questa, alla fine, perché insomma è una bella strada bianca larga, però almeno ci sono gli alberi e siamo all'ombra. E qua vediamo il Pelmo. Alla fine siamo tornati alla strada principale, quindi sì,
il giretto ad anello funziona ed è corretto, vero Già? Certo. Naturalmente sotto in descrizione vi metto sempre il link con la traccia GPS se proprio volete essere ancora più sicuri, ma è comunque molto facile. Ma se siete a prime armi, questo è un sentiero veramente consigliato perché avete poca fatica e tanta resa. Naturalmente qui abbiamo la vista anche sul Pelmo, stupendo. Mettete un like a questo video se vi è piaciuto, un bel commento così ci fate sapere cosa ne pensate. Condividete questo video con tutti quelli delle prime armi che dicono dove andiamo in montagna, non sono mai andato, che brutto. Ok, avete i bimbi piccoli, Venite qua, avete i genitori anziani, Venite avete qua. male alle ginocchia, venite qua, avete mal di pancia. state a casa. Come? Alla fine mezz'oretta ad andare, 20 minuti anche, mezz'oretta a tornare, poi là girate finché volete tutto il giorno. Sono 100 metri di dislivello in tutto, quindi insomma non ve ne accorgete neanche, però siete comunque in montagna. Però comunque mettetevi delle scarpe adatte, Scarpe adatte, mi No, raccomando. infradito. No, infradito. E carino qui a Pecol che potete, c'è il campeggio, se camper, tenda, eccetera, un sacco di residenze per appartamenti, cose del genere. Ci hanno Quindi pagato quelli di Pecol? non ci hanno pagato, ma Molto se male. Pecol vuole pagarci. Comunque molto carino, avete la vista sul Pelmo, lì dove siamo stati noi, se andate dritti siete sul Civetta, che c'è il lago del Coldai, link dappertutto qua. Abbiamo fatto sì, 1000 sì. escursioni, quindi insomma siete al centro dei Dolomiti ed è tutto bellissimo. Ciao a tutti e alla prossima escursione. Ciao!